come Presidenti di Commissione, quali sono le istanze che arrivano dal territorio e voi che tipo di risposte vi preparate a dare, considerando anche il breve tempo con cui vi siete insediati. Ecco, malgrado questo dico, quali risposte, cosa si attende il territorio dalla nuova amministrazione e lei come Presidente della Commissione cosa potrà fare? Ma intanto la ringrazio per questa domanda che risulta essere pertinente con quello che stiamo facendo. Abbiamo iniziato a lavorare a pieno regime da subito e devo dire in grande sintonia con l'assessorato alla salute, con l'assessore Razza e con l'assessore alla famiglia e alle politiche sociali, la dottoressa Ippolito. Ovviamente il primo tema sul tavolo in questo momento è stato il tema delle stabilizzazioni e proprio lunedì scorso è stata emanata la circolare da parte dell'assessore e quindi capire in che maniera i territori possano finalmente trovare un equilibrio, perché di fondo se noi andiamo a visitare i nostri nosocomi la prima lacuna che salta agli occhi è la carenza di personale o comunque la precarietà di molti, no? Che ancora sono. Quindi questa è una delle prime cose. Il secondo punto altrettanto scottante è la rivisitazione della rete ospedaliera, quindi questo vuol dire che non è stato assolutamente accantonato il lavoro fatto dalla precedente amministrazione e in questo caso dall'assessore Gucciardi, quanto piuttosto cercare di capire se ci sono delle lacune, colmarle e come. E poi tutta una serie di problematiche che sono legate alla qualità dei servizi. Ecco, noi abbiamo per esempio nella nostra provincia, partendo da Agrigento per arrivare a Canicattì e dall'altro lato arrivare a Sciacca, sono nosocomi che vivono diciamo, situazioni deficitarie e quindi la Commissione ha il compito di non solo individuarle ma risolvere queste criticità. Sono dei problemi anche qui in provincia di Agrigento, tipo il pronto soccorso, l'ospedale del Barone Lombardo, ecco, su queste cose o altre anche come l'ospedale di Licata? Sì, diciamo che le criticità maggiori per quanto riguarda l'ospedale di Licata sicuramente è stato leggermente depotenziato, quindi l'ospedale va un attimo rimesso al centro per capire quali servizi possano partire in maniera efficiente e quali. Idem vale per Canicattì. Nel versante Sciacca lei parla di pronto soccorso, credo che il pronto soccorso di Sciacca sia in sofferenza soprattutto per mancanza di medici. È successo che se altre province in maniera tempestiva hanno immesso nella stabilizzazione o davano l'opportunità di stabilizzarsi, è inevitabile che i medici hanno optato, 2 medici sono andati via, ora l'ospedale di Sciacca da questo punto di vista deve essere nuovamente, come dire, riequilibrato in termini di forze fisiche, quindi in termini di medici di pronto soccorso, ma ci sono una serie di reparti che vanno potenziati e che vanno sicuramente messi in condizione di lavorare a regime bene, e questo vale per tutta la provincia ovviamente senza distinzione. Su questo lavoreremo, stiamo ascoltando anche il territorio, questo lo voglio ribadire, lo voglio dire, stiamo ascoltando il territorio perché in audizione qualunque richiesta stia arrivando in questo senso viene prestata la dovuta attenzione e cercheremo da qui a 6-8 mesi di fare un minimo il punto della situazione.